Travolti da una valanga, due sci alpinisti veneziani sulle piccole Dolomiti del Vaio Gabelle sopra Recoaro in un canalone del gruppo Carega nel Vicentino. Uno è stato sommerso dalla neve e l'altro ha tentato di estrarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La vittima è un cinquantenne veneziano. I soccorsi sono scattati immediatamente, l'uomo però aveva traumi estesi ed è stato infatti trascinato a valle per diverse decine di metri dopo il distacco di neve mista a roccia. Sul posto il soccorso alpino e l'elisoccorso di Treviso Emergenza. Difficile recuperare anche la salma a causa della scarsa visibilità in zona. Illeso praticamente il secondo sci alpinista. Il rischio valanghe non è alto, ma in quota la neve è instabile a causa del vento. Le temperature nelle prossime ore scenderanno vistosamente in montagna, soprattutto in Alta Pusteria e in altri comuni altoatesini, con minime previste tra meno 16 e meno 20 gradi. Anche in tutta la provincia di Bolzano si prevedono temperature tra i meno 8 e i meno 16 per i prossimi 3 giorni. Attenzione quindi a chi fa escursioni, l'abbigliamento è determinante per evitare il rischio di ipotermia o congelamenti. Il soccorso alpino invita alla massima prudenza a causa del ghiaccio in montagna. Ieri un turista lombardo di 53 anni ha perso la vita in Valle Aurina scivolando su una strada forestale e precipitando per un'ottantina di metri. Gli esperti invitano ad usare sempre i ramponcini per evitare di scivolare, soprattutto sui pendii. Vento e freddo hanno invece portato al verde il livello di inquinamento su tutto il nord-est. Via libera quindi a Pignarul e Panevin e ai roghi della Veccia. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha già annunciato che domenica sarà annuale per il rogo della Pirola Parola, mentre lunedì parteciperà al tradizionale Panevin di Arcade a Treviso.